Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Bassano del Grappa per sapere quali sono gli sviluppi dell'inchiesta sull'accoltellamento di un docente del liceo Brocchi che è stato colpito con un coltello da un giovane per la strada, è stato colpito e la lama ha sfiorato la spina dorsale, le sue condizioni sono stazionarie. Andiamo subito in diretta da Mirko Cavallin e dal nostro operatore Alessandro Costa Curta, perché intanto è caccia al giovane aggressore. A te Mirko. Buongiorno direttore, mi scuso ma ho un fastidiosissimo ritorno in cuffia, quindi per il momento la tolgo. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo con Alessandro Costa Curta in viale 11 febbraio, strada trafficatissima, teatro ieri mattina intorno alle 7:45 di un'aggressione. Un docente di matematica, 63 anni, del vicinissimo liceo Brocchi è stato aggredito alle spalle mentre stava facendo la consueta passeggiata nel mattino nel suo ultimo giorno di vacanza. Infatti proprio stamattina sarebbe dovuto rientrare in servizio per i cosiddetti esami di riparazione. Una richiesta di una sigaretta da parte di un giovane che ancora deve essere identificato. Al suo diniego questo giovane lo ha assalito alle spalle e accoltellato lo ha accoltellato alle spalle, ferendolo in modo piuttosto grave. È stato portato prima all'ospedale San Bassiano e poi per un'operazione d'urgenza al San Bortolo di Vicenza. Diciamo subito della novità della mattina che l'operazione è andata bene, quindi il professore si può considerare fuori pericolo. Nella zona, come vedete, passano tantissime persone, anche se ancora l'anno scolastico non è iniziato. È verosimile che qualche passante abbia potuto vedere qualcosa. Di sicuro qualcosa hanno visto gli operai di un vicino cantiere che avrebbero visto il giovane fuggire in direzione opposta alla nostra, quindi verso le poste che si trovano ben oltre la curva che adesso Alessandro Costa Curta vi sta facendo vedere. Lì si sono concentrate appunto le iniziali ricerche dei carabinieri, una dozzina quelli arrivati sul posto, indagini che tuttora mantengono il più stretto riservo perché si stanno cercando testimonianze all'interno di alcuni condomini presenti vicino proprio all'ufficio postale. Ancora dunque contorni non chiari. Sembra ci sia questo futile motivo all'origine di questa aggressione. Il professore, come detto, è fuori pericolo e poco fa abbiamo raggiunto la dirigente scolastica del liceo Brocchi di Bassano, la professoressa Martina Polo, per raccogliere alcune sue impressioni. Dopo l'intervista, linea allo studio. Preside, un vostro collega è stato colpito ieri mentre passeggiava, tra l'altro a poca distanza dal suo luogo di lavoro. Insomma, credo l'intera comunità scolastica colpita da questo fatto. Sì, allora siamo rimasti sconvolti, senza parole, perché mai ci sarebbe aspettati di assistere ad un fatto del genere, non solo come scuola ma anche penso come cittadini. Penso sia un fatto che preoccupa un po' tutti, ci preoccupa per noi stessi ma anche per i nostri figli, per gli studenti che vengono a scuola. Lei ha avuto modo di contattare direttamente o indirettamente il collega? Ho avuto modo di parlare con la figlia, che è stata anche una nostra studentessa, e sono in contatto con lei per sapere un po' come sono le condizioni, come stanno andando le cose. Diceva appunto, c'è paura anche da cittadini. Questa tra pochi giorni sarà una zona che tornerà ad essere frequentatissima dagli studenti non solo del Brocchi ma anche di tutte le altre scuole nei dintorni, quindi lo stesso l'aveva detto l'assessore ieri, c'è un po' di preoccupazione proprio per dove è successo questo fatto. Sì, c'è preoccupazione per il dove. Fa paura, certo. Come persona, come tutti, ci facciamo delle domande, no, su quello che sta accadendo un po' nel mondo, nella nostra società, perché certe cose a volte le sentino distanti perché magari accadono in luoghi a molti chilometri di distanza. Invece questa volta è accaduto vicino a noi, quindi un po' fa pensare, no, a come
alla piega che sta prendendo un po' questa società. Io sono una persona ottimista, quindi voglio ancora pensare che sia un fatto isolato e voglio pensare invece che le nuove generazioni potranno trarre insegnamento anche da questo brutto fatto che è avvenuto e crescere come persone migliori. Ha avuto modo di sentire anche alcuni studenti, tra quelli che in questi giorni stanno facendo gli esami di recupero, qualche reazione? Allora, purtroppo con gli studenti non abbiamo parlato, non ho avuto modo di confrontarmi, ci siamo confrontati solo come insegnanti, come educatori, come personale, ecco, e ripeto, è un fatto che ci lascia senza parole, senza spiegazioni. Ecco dunque, questo è il racconto della dirigente scolastica. Come detto, direttore, l'ultima notizia è che il professore operato a San Bortolo di Vicenza è fuori pericolo. Hai domande? No, volevo chiederti se filtra qualche notizia sulla responsabile di questa aggressione, cioè si sa che è un giovane, si stanno setacciando i condomini della zona, come dicevi prima, ma si sa se è un italiano, se è uno straniero, se può essere uno studente del liceo, se è uno completamente estraneo alla vita dell'insegnante che ha accoltellato. Si sa qualcosa? Allora, i carabinieri, come detto, li abbiamo contattati anche questa mattina e mantengono su questo il più stretto riservo. Come detto, sono arrivati ben 12, 3 pattuglie sia qui da Bassano che da altre stazioni nei dintorni. Il comandante provinciale ci ha assicurato una indagine a stretto giro, perché potrebbe essere che il cerchio si chiuda proprio intorno a questo quartiere dove peraltro il docente abita. Grazie molte. Chiedici la linea se dovessero esserci delle novità, grazie a te, al nostro operatore Alessandro Costacurta. Adesso andiamo a Vicenza, sempre per questioni di violenza, le aggressioni al personale sanitario, medici e infermieri picchiati da pazienti e soprattutto da familiari dei pazienti, e gli infermieri fanno appello al prefetto e chiedono che ci siano immediatamente le body cam. Andiamo da Daniele Garbin e da Simone Squarcina. A te, Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Si conferma, infatti con me c'è proprio il presidente Giacomo Canova dell'Ordine degli Infermieri. Sì, buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, hai anticipato il tema perché parliamo di aggressione ai sanitari. L'ultimo episodio a Vicenza risale semplicemente a sabato. Ricordiamo a grandi linee il problema, insomma una donna di origini serbe di 34 anni che era stata immobilizzata dagli agenti di una squadra mobile proprio perché aveva rubato in centro a Vicenza, poi aveva avuto una crisi probabilmente a seguito, non sappiamo con certezza, probabilmente dell'uso di sostanze stupefacenti. È stato necessario poi l'accompagnamento in pronto soccorso e lì è nata l'incidente, nel senso che la donna ha reagito in maniera molto violenta con chi la stava seguendo al triage, infermieri, addirittura una dottoressa è stata oggetto di un lancio di una bottiglietta, oltre alle ingiurie. Insomma, è stato necessario ritornare a intervenire, sono intervenuti la polizia per bloccarla in qualche modo, aver ragione, però ovviamente la tensione è alta anche per una professione che diventa sempre la linea del fronte proprio con situazioni limite, ed è per questo che poi il mondo della politica è insorto, insomma ha dato la solidarietà a chi lavora in trincea, perché questa è l'idea, l'ospedale in questo caso il pronto soccorso, e da lì è nata anche questa proposta da più parti di dotare i sanitari di bodycam. Ecco, lei pensa che questo potrebbe essere uno strumento utile? Ma guardi, io penso che tutto può essere utile per fermare questo odioso fenomeno delle aggressioni. I ringraziamenti vanno a chi ha espresso solidarietà, e anch'io l'ho subito espressa chiamando immediatamente la collega che era stata colpita. C'è da dire che personalmente sono stanco di dover chiamare i colleghi che vengono aggrediti per chiedere come stanno, come va, se vogliono tornare al lavoro, se hanno ferite. E la sperimentazione è in atto in alcuni pronti soccorsi della Regione Veneto, quella di disposizione
dispositivi si chiamano wearable, quindi indossabili, parliamo di bodycam ad esempio, ma parliamo anche di altri dispositivi quali orologi per dare un allarme immediato. Nel pronto soccorso di Vicenza stesso c'è un sistema di allarme precoce con dei tasti sotto, diciamo, le scrivanie dei medici e degli infermieri che premono questo tasto e danno un allarme immediato alla vigilanza interna. Ecco che qualora la decisione di sperimentare questi dispositivi fosse estesa, noi saremo pronti al recepimento, anche perché ricordiamo come le immagini possono, e indossare un dispositivo stesso può essere una deterrenza e poi può essere soprattutto utile in una fase successiva di indagini di autorità giudiziaria per permettere le procedure del caso. Ricordiamoci che la legge è intervenuta anche con l'arresto in differita, quindi non solo in flagranza di reato, ma anche in fasi successive. Ecco che quindi l'utilizzo delle bodycam, così come tante altre iniziative messe in atto dalla Regione Veneto in via sperimentale, possono essere la strada giusta. Ripeto, purtroppo la strada di fermare le aggressioni ritengo sia difficile perché quella riguarda un problema della società. Bisogna intervenire altrove. Ecco, ricordiamo proprio per correttezza che l'uso di riferimento è quello dell'ospedale di San Donato, proprio per la sperimentazione. Ecco, ma tornando alle richieste, voi avevate anche avanzato un rigidimento soprattutto della tutela dei vostri colleghi. Parlavamo di un punto proprio all'interno dell'ospedale con un presidio delle forze dell'ordine e oltre a quello delle vigilanze, e in più c'è una richiesta formale a questo punto proprio direttamente al responsabile del servizio d'ordine, al prefetto. Di cosa si tratta? Sì, sostanzialmente ciò che noi avevamo chiesto tempo addietro nell'ultimo episodio di aggressione era stato quello di estendere l'attività del posto di polizia interno dell'ospedale nelle 24 ore. Attualmente sono presenti in fascia oraria diurna, non notturna, dove ricordo che invece la percentuale di probabilità di aggressione aumenta nelle fasce notturne. Tuttavia, come ordine, come presidente, ho sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto istituzionale che veda coinvolti la direzione strategica dell'azienda come parte coinvolta in causa, ma non solo, prefettura, questura, anche il sindaco di Vicenza in quanto tutore dell'ordine e diciamo comunque avere a disposizione la polizia locale, affinché si costruiscano dei protocolli d'intesa per la gestione di questi soggetti. Sostanzialmente ciò che noi chiediamo è che ad esempio se una persona viene accompagnata in pronto soccorso dalle forze dell'ordine, ecco che quelle forze dell'ordine rimangano in pronto soccorso a tutela del personale, ma non solo, a tutela anche di pazienti e familiari, perché la follia di un paziente può rivolgersi e rivoltarsi contro anche ad altre persone che in quel momento affollano le aree dei nostri pronti soccorso. Allora ringraziamo intanto il Presidente dell'Ordine. Grazie a voi. Grazie. Seguiremo anche la vicenda, perché ricordiamo Vicenza è solo l'ultimo episodio, sulla settimana scorsa anche Bassano. A Bassano del Grappa, e anche lì è provvidenziale l'intervento della forza di polizia interna dell'ospedale, a dimostrazione di come queste forze dell'ordine presenti nei luoghi di cura possono essere da deterrente o quantomeno da intervento immediato per bloccare gli autori di questi vergognosi gesti. Ecco, da Vicenza per il momento è tutto. Se non hai domande, direttore, restituisco la linea. No, grazie molte a Daniele Garbin e a Alessandro Costacurta. Sull'aggressione al docente del Brocchi, di cui abbiamo parlato in apertura, c'è un intervento, un'aggressione a coltellate, ricordo, c'è un intervento del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Joe Formaggio. Un professore pugnalato da un ragazzo perché gli ha negato una sigaretta. Ma stiamo scherzando? Nel nostro Veneto, nella nostra Vicenza, nella nostra Bassano, queste cose sono inaccettabili. E dopo li prendono e dopo qualche giorno sono già fuori. Ben venga la riforma della giustizia e la difesa della gente per bene. Il Veneto è della gente per bene e dobbiamo usare le maniere forti con questi delinquenti. E poi dobbiamo mettere le mani sulla salute mentale. Questi squilibrati, una volta c'erano i manicomi, adesso non ci sono più neanche quelli, li prendiamo, li mettiamo in carcere, sono recidivi, tornano fuori, fanno quello che vogliono. Non è assolutamente normale, bisogna utilizzare maniere forti e pugno duro. Dobbiamo tutelare esclusivamente la gente per bene. Grazie Gio Formaggio. Intanto andiamo avanti con un'altra diretta con Lucio Zanato da Santa Lucia di Piave, perché ci sono furti a raffica nelle case, nelle aziende, e adesso spunta un avviso di Daspo ai ladri. Dici tutto, Lucio.
Sì, buongiorno direttore, sono con Ugo Pizzinato che è un artigiano del settore edile, fa restauri e qualche anno fa gli hanno svuotato il furgone nel giardino di casa, ma al di là di questo nei giorni scorsi in queste zone siamo a confine tra Santa Lucia e Marino di Piave, siamo a ridosso della A27 in un'area avvocata per intenderci alla glera, giusto per parlare anche un po' di agricoltura e quindi molti campi. Ecco qui come dire, i ladri vanno un po' a nozze, nel senso che l'area è vasta, non c'è possibilità di chiudersi e asserragliarsi come magari in città e quindi di conseguenza le incursioni arrivano spesso e volentieri. Proprio per questo fatto qua il nostro Ugo Pizzinato ha deciso addirittura di saltare un passaggio, dice vi do ciao signor Lado, prendi il tuo ed aiutaci risparmiando un passaggio, e c'è scritto foglio di via ed Aspo. È un'iniziativa diciamo così ironica naturalmente, ma perché questa cosa e soprattutto perché proprio un foglio di via? Il foglio di via perché ultimamente se ne parla molto spesso e di conseguenza ne parlano dappertutto e poi si vede queste persone che prendono il foglio di via, se lo mettono in tasca e poi vanno a delinquere magari, che ne so, 50 metri più in là, 200 metri più in là o addirittura nello stesso posto, perché... E quindi un po' di nervosismo c'è per sta roba qua, perché è una non soluzione, no? E allora ho detto l'attacco qua fuori, così risparmiamo di chiamare le forze dell'ordine, che dopo loro devono andare in cerca della persona, portarsela a casa e tutto il resto, e poi gli tocca rimettere in libertà e con foglio di via e torniamo tutto a capo. Se le istituzioni ci fanno già la stampa del DASPO, glielo diamo noi direttamente alle persone, lo prendiamo fuori dalle porte, quando ha finito se lo portano via e abbiamo risolto il problema. C'è ironia, c'è molta ironia, però voi qui comunque al di là della presenza di furti voi vi siete anche organizzati e pare che funzioni molto bene invece il controllo di vicinato, voi avete una serie di gruppi. Sì, io personalmente ho un gruppo mio che è della via del nostro percorso stretto e del gruppo di Santa Maria, perché sono più vicino a Santa Maria rispetto a Santa Lucia. E difatti l'altro ieri appena è venuto il furto, o il tentato furto qua in via Ungheresca, noi eravamo già allertati dalle 9 di sera, quindi quando sono arrivati anche qua davanti a casa mia da Valerio Nadal, l'azienda agricola, eravamo già pronti fondamentalmente, non abbiamo dormito la notte, però perlomeno siamo operativi, no? Ecco, lei dice io adesso ho due figli che comunque cominciano ad arrivare all'età adulta, ma qualche anno fa era un problema perché qui di notte da soli in mezzo ai campi con due bambini piccoli non si dorme bene. No, e mi fa ricordare anche di un nostro vicino qualche anno fa che con i bambini piccoli è andato a metterli a letto e si è trovata la persona affacciata alla finestra che guardava dentro, adesso che ci penso, quindi no, non è una bella vita, no. C'ho i brividi solo a parlarne. Ecco, quindi la prima cosa c'è un po' di ironia, poi c'è naturalmente la realtà e quindi lo stimolo perché molte più persone si associno a questo gruppo di WhatsApp o comunque decidano di aderire ai controlli di vicinato. Ricordiamo poi quello che è successo e che abbiamo raccontato ieri proprio a Pieve di Soligo, che grazie al controllo di un cittadino pare sia stato sventato un furto. Ma poi c'è un'altra idea che sta serpeggiando da queste parti, di cui magari parleremo meglio questa sera, ovvero esistono tanti bonus per le caldaie, per i condizionatori, per qualunque altra, per ad esempio adesso la regione dà i bonus appunto per scaldarsi d'inverno. Perché non fare anche un bonus per i sistemi d'allarme? Perché voi qui avete messo in piedi un sistema d'allarme, sia lei sia Nadal, importante, nel senso che come arrivano i ladri si accende tutto a giorno. Certo. Come dicevo prima, gli scarafaggi hanno paura della luce, di conseguenza quando sono molto visibili tendono a tagliare la corda prima di entrarti in casa e quant'altro, quindi abbiamo usato questo sistema qua. Al momento funziona. Ecco, quindi creare un bonus anche per i sistemi d'allarme in alcune zone, magari attraverso i comuni, questa potrebbe essere un'idea. Tra l'altro in queste zone voi ormai sapete qual è la pratica, come agiscono i ladri qui? Sì, è una pratica che è perfezionata negli anni, in genere si muovono con mezzi ciclomotori, motorini, moto, robe così che lasciano in mezzo ai campi e poi da lì, in genere sono sempre in due, e abbandonano in mezzo non molto distante dalla casa, l'abitazione, e poi si inoltrano, entrano in casa, fanno quello che devono fare, prendono sul mezzo e vanno via. Quindi se arriva qualsiasi disturbatore stanno un attimo a nascondersi in mezzo alle vigne e quant'altro, che tanto anche se accendi i fari creano sempre zone d'ombra dove si nascondono benissimo, quindi non vedi assolutamente niente.
sì. Ecco, ma secondo lei il fatto ad esempio di avere delle squadre di potatori che vengono dall'estero o di avere, diciamo così, della manovalanza che lavora in mezzo ai campi, non è che poi possa essere, diciamo così, propedeutico perché qualcuno magari fa da palo? Guardi, questo problema qua l'abbiamo avuto anche in edilizia su diversi cantieri nei diversi anni. Purtroppo in mezzo alla gente ci può sempre essere la persona che ha malintenzionato o in contatto con persone malintenzionate. Per carità, sì, può essere, anche perché non vediamo più mezzi che vengono, come abbiamo visto a Santa Lucia, una macchina che si muoveva, che andava in cerca. Qui non passano mezzi piano che vanno a vedere le case, anche perché vanno male, se si fermano vengono notati subito o se si muovono piano, quindi sì, potrebbe essere. Comunque l'idea è quella, insomma, del ciclomotore infilato in mezzo alle vigne, poi il colpo veloce e poi si scappa via. Strade per scappare ce ne sono dappertutto e quindi un nanosecondo si dileguano. Poi in alcuni casi abbiamo visto che le forze dell'ordine, conoscendo bene il territorio, sono riusciti a beccarne qualcuno, però poi entra in funzione sempre il discorso DASPO, no? Gli danno il foglio di via, vattene via da qua e si spostano 20 metri, da Rimini vengono qua, da qua vengono a Rimini e quant'è, insomma questa è un'iniziativa che oltre che essere ironica fa sicuramente pensare. Direttore, a te la linea. Particolarmente interessante il bonus sistemi d'allarme, ne parleremo ovviamente anche a Focus questa sera. Ancora furti nel Padovano e questa volta i ladri hanno colpito ad Abano Terme, non c'è nessuna delle nostre province che si sottragga a questo flagello. Vediamo. Vanno alla sagra del paese e i ladri svaligiano la casa. L'ennesimo furto in abitazione è avvenuto in zona Monterosso ad Abano Terme, dove in questi giorni è in corso la festa dei bigoli. La coppia vittima del furto stava cenando alla sagra quando ha ricevuto la telefonata della figlia che, rientrando nell'abitazione di via Silvio Pellico, ha sorpreso i ladri che scappavano. 3 uomini, come ha denunciato poi ai carabinieri. La casa era completamente a soqquadro per cercare quello che secondo i ladri era di valore. Hanno rubato un orologio, qualche gioiello d'oro, una cintura di marca, un bottino da 8.000 euro, anche se per i proprietari erano oggetti di grande valore affettivo. I malviventi hanno forzato le finestre con il piede di porco, provocando molti danni, e pare abbiano chiuso i cani in una stanza per evitare che abbaiassero, attirando l'attenzione dei vicini. Dice Valentina Visentina, adesso andiamo in diretta a Marghera da Ilaria Marchiori perché ci sono razzie nel palazzo del Vega e quindi tante aziende hanno deciso di traslocare i piani superiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Questo è l'edificio del Parco Scientifico Tecnologico Vega a Marghera, da cui i ladri sono entrati. E perché sono entrati? Perché, come vedete, si trova proprio a ridosso del sottopasso della stazione. Stazione dove si stanno da tempo, insomma, si dovevano effettuare dei lavori di riqualificazione che però al momento sono bloccati, e questo di certo non va a facilitare quella che è la sicurezza e come potete immaginare anche l'ingresso dei ladri, che sono entrati in 4 studi, insomma 4 stanze. Qui insieme a noi però c'è proprio il presidente di Vega, Roberto Ferrara. Grazie per essere qui con noi, presidente, che ci vuole insomma spiegare quale sia effettivamente la situazione reale. Sì, io ho anche letto poi, perché quando ho visto la prima notizia che c'era stata un'interrogazione non è che mi sono curato molto, perché... Ecco, ricordiamo un'interrogazione fatta dal Partito Democratico in Comune Venezia. Poi in realtà ho letto anche il testo dell'interrogazione e devo dire, io penso anche di intendermi di queste cose, perché per 7 anni, come è abbastanza noto, ho fatto il consigliere comunale di opposizione. Ero il recordman delle interrogazioni, quindi di interrogazioni è la mia materia, è stata la mia materia quando ero in consiglio comunale. Però sinceramente un'interrogazione così strumentale ed offensiva io non l'avrei nemmeno immaginata, perché è un'interrogazione che è talmente raffazzonata, che mette assieme delle cose che evidentemente sono state soffiate da qualche amico in maniera
totalmente incompleta, perché si fa una confusione tra quello che è il Vega, il super condominio di Vega, dove c'è anche la Regione, la Camera di Commercio e molte altre aziende. Si parla del sottopasso della stazione, che come è noto è di competenza di RFI, quindi non è competenza nostra. Si mescola assieme il padiglione acque, che è privato di Finint, di Marchi, quindi sono tutte cose che non sono nostre e che non sono secondarie in quello che è successo, perché evidentemente se c'è il sottopasso della stazione in degrado arrivano degli sbandati che poi arrivano al Vega. Se al padiglione acque, perché io ho fatto i sopralluoghi anche notturni, al padiglione acque ci sono le tendine con i bivacchi dove la gente bivacca, è ovvio che poi pensino di spostarsi anche qua. Sinceramente al Vega offendere anche così, perché per attaccare l'amministrazione, offendere Vega con la sua professionalità e con chi c'è qui dentro in Vega che lavora seriamente, mi pare sinceramente eccessivo, e lo faremo anche valutare dai nostri legali per i danni evidenti all'immagine di Vega, che già è abbastanza compromessa essendo in liquidazione. Ecco Presidente, la sento molto, molto arrabbiato, no? Anche per quello che ha letto, quindi il suo appello a chi è rivolto? L'appello al gruppo del Partito Democratico di informarsi meglio prima di fare le interrogazioni, perché per quanto riguarda Vega abbiamo fatto non solo tutto ma anche di più, e stiamo facendo ancora per garantire la situazione del Vega. Il supercondominio spende 171.000 euro all'anno solo per la sorveglianza. Vega del suo ha aggiunto altri 24.000 euro per garantire la sorveglianza notturna, che ci costa 600 euro al giorno. Quindi proprio per fare la sorveglianza, controllare che le porte siano chiuse, però poi di fronte a degli sbandati che vengono dentro, bivaccano, non è che possiamo avere un esercito con i carri armati a presidiare il Vega. Ritengo che sia un problema di tutta la città, ma non solo di questa città, ma anche delle altre città, per non andare oltre i confini nazionali, e quindi salvo più che mettere la sorveglianza anche armata di giorno, di notte, noi questo non possiamo fare. Se poi qualcuno è bravo, si nasconde da qualche parte e scassina le aziende, noi altro non possiamo fare. Abbiamo garantito una sistemazione alternativa perché uno studio di architetti è stato attaccato più volte e quindi evidentemente era un bersaglio sensibile, non so perché, e allora li abbiamo spostati al piano di sopra per toglierli da questa situazione. Quindi come Vega, nonostante l'azienda sia in liquidazione, e se è in liquidazione è colpa anche di qualcuno, perché il gruppo del PD forse dimentica che amministravano loro questa città fino a 10 anni fa, e se io ho ereditato 15 milioni di buco dove non possiamo garantire sorveglianza e niente se non la sopravvivenza dell'azienda, evidentemente è colpa di qualcuno. Dovrebbero farsi una seria autocritica prima di infangare chi lavora. Ecco, abbiamo sentito insomma anche l'appello del Presidente Roberto Ferrara. Qui da Marghera è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Tommaso Migot per la parte tecnica. Oggi in regia ci sono Tony Esposito e Alberto Pivetta. Andiamo avanti con i furti, perché potremmo andare avanti per delle ore. Sarebbero stati disturbati dal passaggio di un cittadino i due individui che hanno tentato di entrare in una villetta di Pieve di Soligo. Sentiamo Lucio Zanato. In questo caso probabilmente ha funzionato bene il controllo di vicinato? In questo caso è andata bene, non è sempre così, speriamo che per tutti sia così. Questo è il commento del cognato di Gilberto De Conto, proprietario di questa villetta tra via Capitello e via Tacchi a Pieve di Soligo, che sarebbe stata presa di mira sabato sera da una coppia di ladri in bicicletta. Colpo probabilmente sfumato grazie alla presenza del 29enne Simone Teo. Il giovane avrebbe notato prima il fare sospetto dei due e quando li avrebbe visti saltare la recinzione avrebbe chiamato prima le forze dell'ordine e poi postato tutto sui social, con il risultato di informare tutti meno il proprietario, peraltro in vacanza, che è venuto a conoscenza del fatto dalla stampa. Il proprietario rientra questa sera e ha chiamato sua sorella, mio cognato ha chiamato sua sorella, mi fa: ma cosa è successo sulla casa mia? Allora mi sono precipitato qua a vedere se c'erano segni di scasso così, o fortunatamente no. Probabilmente il proprietario presenterà denuncia per il tentativo di effrazione, considerando anche quanto la storia si sia subito amplificata sui social, al punto da far puntualizzare al sindaco di Pieve di Soligo. Direi che bisogna scrivere sui social ciò che è vero, cioè abbiamo chiamato perché ci sono le persone sospette, e non dire ci sono dei furti in corso.
Sindaco che sottolinea anche gli sforzi continui in tema sicurezza. Abbiamo e stiamo implementando il sistema di telecamere che danno un grande contributo alle forze dell'ordine, soprattutto in via preventiva con un sistema di controllo delle targhe. Il controllo di vicinato, noi abbiamo ricevuto dalla Prefettura di Treviso la sottoscrizione reciproca del protocollo per avviare proprio il controllo di vicinato che adesso il Comune metterà in atto. Provvedimento utile vista l'attuale vicenda, considerando anche che questa villetta è già stata nel mirino dei ladri e non solo questa. Lui ha già avuto un furto in passato, questo mio cognato qua. Non ha preso grandi cose perché poi è arrivato di pomeriggio addirittura. Siamo presi male qua perché ci sono furti continui. A casa mia sono stati a novembre, a casa di mia figlia sono stati passati 2 volte nel mese di febbraio. Qua non si vive più qua. Furti continui e a Roma pensano ad altro, si occupano d'altro e non c'è nessun intervento concreto per mettere al sicuro i veneti e le loro case razziate da predoni che arrivano in gran parte dall'est. Oltre ai ladri ci sono anche i vandali. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza da Montecchio Maggiore: a fuoco motorini e biciclette nella notte, paura in via Trieste, le fiamme sono divampate all'esterno di un condominio. Adesso la vicenda di 2 genitori, un uomo e una donna, 2 sinti, che aggredirono gli agenti di polizia che avevano fermato il loro figlio minorenne alla guida di un'auto. Adesso rischiano il processo. Non mandavano il figlio minorenne a scuola e lo facevano guidare la macchina a 16 anni, ovviamente senza aver mai ottenuto la patente. Rischiano il processo una coppia di genitori di etnia sinti accusati anche di aver aggredito gli agenti che lo scorso 26 marzo a Padova, dopo un inseguimento di 15 km, avevano arrestato il loro figlio minorenne che stava guidando un'auto a folle velocità lungo la tangenziale. Le accuse contestate dalla Procura di Padova alla coppia sinti sono di resistenza pubblico ufficiale e in osservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. Il Tribunale dei minori di Venezia invece sta indagando sulla posizione del sedicenne. Lo scorso 26 marzo, infatti, il ragazzo era stato sorpreso dalla polizia locale e non si era fermato all'alta, accelerando invece di rallentare. Dopo un inseguimento di 15 km erano riusciti a bloccarlo. Quando i genitori sono arrivati hanno minacciato i vigili e li hanno strattonati. Il ragazzo aveva precedenti e la famiglia era anche stata segnalata dal provveditorato agli studi perché non mandava il figlio a scuola. In questi giorni questa vicenda richiama i fatti tragici avvenuti qualche settimana fa a Milano, dove una donna è stata investita e uccisa da un'auto guidata da minorenni residenti in un campo nomadi. Ha manomesso il braccialetto elettronico per provare ad avvicinarsi di nuovo alla ex compagna ed è stato arrestato. È successo nell'Alta Padovana. Il giudice aveva stabilito di applicare il braccialetto elettronico ad un 53enne cittadino romeno e di sottoporlo al divieto di avvicinamento alla ex compagna e al divieto di dimora nel comune di residenza della donna. L'uomo però ha provato a manomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alla centrale operativa dei carabinieri. Subito una pattuglia della stazione di Piombino Dese ha raggiunto l'appartamento segnalato. Lì l'uomo ha cercato di minimizzare, riferendo ai militari di uno scherzo da parte di un amico che ha tentato di tagliare il dispositivo. Viste le perplessità degli uomini dell'arma, il 53enne ha poi confessato di aver provato a strapparsi il braccialetto per poi provare ad avvicinare l'ex compagna. L'uomo è stato quindi arrestato e processato. Il giudice ha convalidato l'arresto per 1 anno dell'imputato. Servizio di Francesco Rattai e il pestaggio del direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza in pieno centro a Treviso. Parla l'avvocato dell'aggressore che è tuttora a piede libero. Probabilmente il mio assistito e la vittima si conoscevano, afferma il legale. Sentiamo Christian Arboit. Non lo so, di questo non mi ha detto niente, non mi ha riferito niente il signor Cenedese. Probabilmente c'era stato qualche precedente, qualche incontro
così, dico probabilmente perché francamente allo Stato, non conoscendo la denunzia, non conoscendo gli atti, perché ovviamente sono in fase istruttoria, non posso dire nulla. C'è cautela nelle parole di Giuseppe Muzzupapa, avvocato dell'uomo accusato di aver aggredito mercoledì scorso in pieno centro a Treviso il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza, vicenda che resta da chiarire nella sua interezza con la Polizia di Stato che sta procedendo con le indagini. Lei sa perché la picchio, la frase che il 36enne trevigiano pregiudicato avrebbe rivolto al manager della sanità nel corso del pestaggio che gli è costato ben 21 giorni di prognosi, tanti ma non sufficienti per procedere d'ufficio. Nelle scorse ore l'avvocato si è sentito con il suo assistito. Mi ha confermato che gli è stato notificato una denunzia. Non so se è stata fatta dal dottor Bramezza contro ignoti inizialmente, poi una volta che è stato individuato è stata confermata contro lui. In ogni caso una notifica a lui è arrivata per questo caso del dottor Bramezza. Secondo lei chiederà scusa a Bramezza per quello che ha fatto? Non lo so, ancora non ho parlato, ma una soluzione si troverà, insomma, in questo senso. Certo, il 36enne è un volto noto, più volte ha dato problemi in centro, compreso quel locale di Piazza Crispi al quale non poteva avvicinarsi dopo una condanna per stalking. Vittime i gestori che alla fine della scorsa settimana con il loro legale Fabio Crea hanno presentato una nuova querela a seguito di un'estate ad altissima tensione. L'aggressione a Bramezza, che dal punto di vista investigativo è una partita autonoma e parallela, è avvenuta a poche decine di metri dal bar. Il 36enne aveva con sé il braccialetto elettronico che però, questo sembra appurato, era disattivato. Muzzupapa ne spiega il perché. In realtà non avrebbe dovuto avere il braccialetto elettronico perché la misura avrebbe dovuto essere già revocata, considerato che era passata giudicata la sentenza. La sentenza no, perché non è appellata. Questo ha portato anche al respingimento da parte del GIP di una richiesta di arresti domiciliari avanzata sempre la scorsa settimana dal PM nel corso di una direttissima. Anche in questo caso il 36enne si era avvicinato al locale, da capire se l'aggressione a Bramezza sia avvenuta prima o dopo, ma appunto le partite sono diverse. Il dottor Bramezza è qualcosa a parte, cioè un ulteriore reato che è stato commesso. Tutta questa storia tra Bramezza e l'arresto nulla c'entra. Insomma, pestaggi, risse, accoltellamenti come abbiamo visto poco fa a Bassano del Grappa, dove è stato ferito con una lama un professore del liceo Brocchi, e tanti ragazzi che girano con i coltelli in tasca. Ne è stato denunciato uno a Castelfranco, un ventenne trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri. La polizia locale ha notato fin da subito qualcosa di strano e infatti uno dei 3 ragazzi fermati in piazza Serenissima aveva in tasca un coltello a serramanico lungo 20 cm. È accaduto a Castelfranco Veneto durante un pattugliamento del weekend. Alla vista degli agenti, i 3 giovani hanno tentato di allontanarsi rapidamente, attirando l'attenzione della pattuglia. Uno di loro, poco più che ventenne, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e reati contro il patrimonio, è apparso particolarmente nervoso. Il controllo ha confermato i sospetti. Nelle sue tasche è spuntato il coltello, pronto all'uso e immediatamente sequestrato. Per garantire la sicurezza, sul posto è intervenuta una seconda pattuglia con veicolo attrezzato per il trasporto. Il giovane è stato accompagnato al comando di Via Venale, dove sono scattate le procedure di rito e la denuncia all'autorità giudiziaria. Una calle intitolata a Venezia ai borseggiatori per denunciare i furti che continuano a imperversare. Il falso nizioletto posizionato per protesta in Calle della Mandola è stato poi rimosso dalla polizia locale e dai vigili del fuoco. Filippo Fois. Con un gesto che probabilmente voleva adeguare all'attualità lo stradario di Venezia, Calle della Mandola è diventata per qualche ora Calle Pickpocket, Calle dei borseggiatori. Mani ignote hanno posizionato nella notte la riproduzione del Nissioeto all'imbocco della calle da Campo Sant'Angelo, un gesto di denuncia e di protesta condito da una certa dose di ironia di un fenomeno che anche in questa zona del sestiere di San Marco è particolarmente sentito, a cominciare dai ristoranti che hanno i plateatici in campo. Abbiamo trovato dei portafogli, dei documenti, ovviamente tutto vuoto, buttato in mezzo ai tavoli. Non sarebbe una cattiva idea mettere magari delle cassettine dove poter buttare dentro eventualmente passaporti, documenti e quant'altro.
Non è una cassetta come quella suggerita dal ristoratore, ma ha la stessa funzione questo pertugio tra una porta e una saracinesca che ci hanno segnalato i veneziani non distratti, che a loro volta l'hanno segnalato alle forze dell'ordine. Siamo sempre nel sestiere di San Marco. A terra è pieno di portafogli ed alcuni sembrano uscire dei documenti. Portafogli evidentemente gettati qui una volta svuotati di contante e carte di credito. Queste persone cercano di riciclare le carte di credito, cioè nel senso vanno nei negozi spendendo con le carte di credito rubate. Non hai mai avuto il sospetto? Sì, ho avuto il sospetto e fortunatamente ho capito la situazione e li ho mandati via. Vediamo le facce anche dei turisti poveri impanicati perché non trovano il portafoglio. È un problema che qui a Venezia non è ancora risolto. I vigili non si fanno vedere. Il Nissioeto Calle Pickpocket è stato rimosso in mattinata da polizia locale e vigili del fuoco. I pickpocket evidentemente ancora no. Monica Poli ci aggiorna sulla situazione in tempo reale. Stamattina ci hanno segnalato che i borseggiatori erano dalla stazione di Mestre, facevano via Righi e Vempa su e giù ed erano parecchie bande. In circa 15 minuti fa ne sono passati 2 verso l'Accademia e poi abbiamo parecchie segnalazioni bacino Orseolo. Spesso la toponomastica di Venezia racconta storie della città. Calle della Mandola si chiama così perché una volta si produceva un'acquavite alla mandorla e qui accanto c'è addirittura un Rio Terra degli Assassini, per cui intitolare una calle ai borseggiatori non sarebbe una scelta così singolare. Il problema comunque rimane serio. Ne sa qualcosa chi era l'altra sera al pontile dell'Accademia? Intorno alle 20:30 circa, forse riconosciuti, erano una bella banda, hanno spruzzato lo spray al peperoncino dove la gente, c'è stato un fuggi della gente, cioè stanno diventando sempre più aggressivi, soprattutto se riconosciuti. E così Monica Poli, Lady Pickpocket, al microfono di Filippo Fois. A Treviso la Guardia di Finanza ha sequestrato 244 tra capi di abbigliamento e accessori contraffatti posti in vendita in un negozio di Caorle che presentavano un elevato livello di cura nei dettagli, tanto da risultare difficilmente distinguibili dagli originali. Tra i marchi contraffatti figurano noti brand come Nike, Adidas, Puma, Air, Jordan, Palm Angels. Gli articoli erano posti in vendita allo stesso prezzo degli originali. L'operazione è scattata dopo il rinvenimento e sequestro nel capoluogo della marca in un furgone di 59 capi privi dei contrassegni di autenticità destinati al negozio della località balneare. Il titolare è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni contraffatti. Dopo aver soccorso e salvato in mare nelle acque del Mediterraneo centrale 10 persone, la nave mediterranea Saving Humans è stata colpita da un provvedimento di fermo amministrativo. Sentiamo Lorenzo Maier. Giovedì mattina la nave veneziana Veneta Mediterranea, partita in missione da pochi giorni, seconda nave umanitaria dell'organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, ha tratto in salvo 10 persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Ora arriva una nuova doccia gelata. La nave è stata colpita da un provvedimento di fermo amministrativo, una decisione che ha tutte le caratteristiche per alimentare un braccio di ferro tra le autorità italiane e il team di Mediterranea. Più volte, infatti, la prima nave Mare Ionio della stessa organizzazione non governativa, battente bandiera italiana, ha ricevuto la stessa sorte. Tra i pilastri di Mediterranea c'è anche l'armatore triestino Metz. Il commento, come al solito, senza troppi tentennamenti, del veneziano Beppe Caccia, capo missione con Luca Casarini, così ai nostri microfoni. È un provvedimento vergognoso, una vera e propria vendetta del Ministero degli Interni per le scelte che abbiamo fatto in mare, soccorrendo 10 persone, 10 ragazzini che scaraventati in acqua dai trafficanti che li trasportavano rischiavano di perdere la vita e soprattutto ci vogliono far pagare la scelta di sbarcare questi ragazzi, queste persone nel più vicino porto di Trapani, rifiutando di obbedire all'ordine del Ministero degli Interni che voleva imporci 5 giorni di navigazione fino al lontano porto di Genova. La vicenda è tutt'altro che chiusa. Come andrà a finire? Sono in arrivo nuovi colpi di scena. Ti parlo dal porto di Trapani, dove questo pomeriggio a bordo della nostra nave mediterranea
personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto ci hanno notificato il provvedimento, il verbale con cui si contesta a Mediterranea la violazione del decreto legge Piantedosi. Significa una sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro e il fermo amministrativo della nave. E dal Corriere delle Alpi un titolo che riguarda la Mediterranea. A bordo della nave c'è la veneta Cecilia Casalini. Era una punizione quella di dover andare fino a Genova ed è giusto disubbidire. Si è trasferita 17 anni fa a Cortina d'Ampezzo e ora è sulla ONG, fornisce assistenza legale ai migranti e li informa dei loro diritti. Noi salviamo, dice, vite e cerchiamo di dare dignità alle persone. Questa è Cecilia Casalini di 32 anni. Intanto nelle scorse ore è stata annunciata dalla Farnesina la liberazione di 2 cittadini italo-venezuelani detenuti in Venezuela, però ovviamente resta l'apprensione, lo sgomento per la mancata liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini. Tra i 13 oppositori al governo di Nicolás Maduro che sono stati scarcerati nelle ore scorse ci sono anche 2 cittadini italo-venezuelani, mentre resta purtroppo per il momento ancora in carcere il nostro connazionale Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano ingiustamente incarcerato a Caracas dal 15 novembre 2024. La Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografica di Venezia prepara così un nuovo appello per la scarcerazione di Alberto grazie alla grande mobilitazione indetta e organizzata da Articolo 21. La notizia di ieri è una notizia, certo siamo contenti quando qualcuno esce dal carcere, lo ha detto la famiglia, ma la famiglia ha detto ma quanta sofferenza, hanno ragione, sono passati quasi 300 giorni, non c'è un capo di imputazione, non si sa di cosa sia accusato, non possono andare gli avvocati, 2 solo telefonate con la mamma e col papà e ieri sono usciti 2 oppositori politici italo-venezuelani. Ho la sensazione che la trattativa sia stata più una trattativa in Venezuela che non una trattativa che abbia riguardato l'Italia. Comunque Alberto non esce e c'è qualcosa che non torna. Il giornalista Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, invita tutti all'iniziativa cui parteciperà anche il direttore della mostra, Alberto Barbera, con rara sensibilità. Mi permetto di invitare Antenna 3, tutta la stampa internazionale che sarà a Venezia, giovedì mattina qui al Lido, alla Casa degli Autori, vicino alla chiesa di Sant'Antonio, tutti per incontrare il direttore della mostra Alberto Barbera e chiedere alla mostra di accendere tutti i riflettori su Alberto, perché Alberto deve tornare a casa e l'oscurità è uno dei suoi peggiori avversari. Trentini è ancora vivo, quindi in tanti altri casi, penso a Regeni, a Rocchelli, a Ilaria Alpi, Pacciolda, noi dobbiamo chiedere verità e giustizia in modo postumo. Qui c'è una persona viva. Ieri sera a Focus un dibattito molto vivace, siamo partiti dalle elezioni regionali e poi abbiamo parlato anche della Mediterranea, abbiamo parlato anche dei centri sociali che Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia dopo lo sgombero del Leoncavallo vuole completamente liberare dagli occupanti. Sentiamo l'intervento di Massimiliano Rizzello che è il presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave. Invito, a parte che appunto siamo andati un po' fuori discorso proprio probabilmente perché non si può giustificare le parole iniziali di dire che uno può prendere e occupare perché trova libero, vado dentro e occupo e faccio quello che voglio. Cioè capisco che poi abbiamo divagato con Socrate e tutto quello che ci va dietro. La proprietà privata è sacra, non è tua, tu là non entri, punto. No, la vita umana è sacra. No, anche la proprietà privata è sacra, anche la proprietà privata, perché c'è gente che ha sacrificato e ha dato la vita per comprarsi un pezzo di terra. Ecco dov'è. Quello che manca dalla parte di certe posizioni politiche è che non si capisce che ci sono persone che hanno sacrificato, i nonni, i padri, i figli, che corrono per prendersi un pezzo di terra e una casa, e io mi trovo persone
che vanno dentro e occupano la casa e io devo accettare questo? No, come i centri sociali, 3 milioni di euro che deve pagare lo Stato perché il Leoncavallo non ha pagato, ha fatto tutti quei danni, ma ha ragione Raffaele Speranzon, domani mattina si devono chiudere tutti, si chiude che Casa Pound, non è un problema, chi occupa fa un reato e come tale deve pagare, ma non solo deve restituire, deve anche andare in carcere perché ha fatto un reato. Punto. E da lì non si deve fare. Come dicevamo prima, ci sono delle regole che devono essere rispettate, altrimenti va in anarchia, ognuno fa quello che vuole. E vediamo cosa sta succedendo. Vediamo quello che sta succedendo in giro, che i carabinieri fanno il loro lavoro e poi devono essere indagati i carabinieri perché dei delinquenti non si fermano in auto. Ma stiamo scherzando? Ma dove stiamo arrivando qua? Per fortuna che esiste un centrodestra, per fortuna che esiste delle persone che portano avanti certi ideali, certi valori, perché sennò saremo rovinati tutti. Finché non li arrestano come succede ogni tanto, come no. Tanto chi arresta sono sempre le brave persone poi. Allora, uno scontro al calor bianco tra Massimiliano Rizzello e Stefano Dall'Agata dell'Alleanza Verdi e sinistra. In questi casi io tento inutilmente di dire uno alla volta, non vi sovrapponete. Non c'è niente da fare, Allora andiamo questo è il bello del talk in fondo, no? Il confronto duro, anche sempre però rispettoso delle opinioni degli altri. Andiamo agli autovelox e qui altre polemiche, ci collegheremo tra poco con Valentina Visentin da Campodarsego, con lei ci sarà Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Vediamo intanto l'autovelox al Passo Giao, che è tra i più spietati d'Italia, è tornato operativo con una novità: il limite della velocità consentita è passato da 50 a 70 km/h. Lo annuncia il sindaco di Colle Santa Lucia, Paolo Frena, dopo che il suo comune si è guadagnato il primato nazionale per le multe stradali. Io ho riacceso questo autovelox, abbiamo convenuto in questo senso, magari faremo giurisprudenza, però a me dispiace farlo dal più piccolo comune della provincia, da uno dei più piccoli comuni della provincia di Belluno, fare giurisprudenza, perché potrebbe anche, diciamo così, costare caro. In un vuoto normativo che sta mettendo in difficoltà enti e istituzioni dello Stato, il sindaco di Colle Santa Lucia ha deciso per un'azione di forza che offre molteplici chiavi di lettura. La più significativa è quella che chiede al governo un provvedimento chiaro e inequivocabile sulla regolarità degli autovelox. Quello al Passo Giao, il più spietato fra tutti i sistemi di rilevazione della velocità, dopo un periodo di stop è stato riattivato lo scorso 8 agosto dal sindaco Paolo Frena con una novità. Il limite da 50 è stato alzato a 70 km/h. Noi aspettavamo veramente che insieme a alla modifica del codice che ci imponevano alcune attenzioni sull'utilizzo di queste apparecchiature, l'abbiamo puntualmente fatto in accordo con il gestore della strada, con la prefettura, e adesso resta questo problema che speravamo fosse inserito in quel provvedimento, ma qualcuno ha detto ma non era inseribile in quel provvedimento. E così, nelle more di una norma zoppa, il sindaco Frena ha scelto di rimettere a norma quel dispositivo. Non può essere che uno Stato non dia risposte immediate se di fronte al vuoto che si è creato, alla mancanza che si è creata, è chiaro che bisogna fare un provvedimento e che chiedo in maniera puntuale, veloce, tempestivamente veloce. L'aver alzato il limite di velocità consentita forse contribuirà a ridurre le sanzioni che nel solo 2024 hanno fruttato alle casse comunali 745.000 euro, consegnando al piccolo comune della Ladinia il primato poco invidiabile delle multe stradali. Motociclisti e automobilisti indisciplinati sono avvisati. Ma è possibile che arriviamo proprio nelle Dolomiti, con queste caratteristiche, a sfogare quelle che sono magari questo bisogno di uscire da qualsiasi regola? Insomma, sugli autovelox sempre polemica, ne sono stati spenti 3 nell'Alta Padovana. Andiamo in diretta a Campodarsego da Valentina Visentin e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Valentina.
Sì, buongiorno direttore. La questione Velox sta infiammando tutta l'Alta Padovana. Noi siamo a Campo d'Arsego per parlare della Federazione del Campo Sampierese, ma in realtà in un'altra parte di Alta Padovana, a San Martino di Lupari e a Galliera Veneta, proprio in questi giorni sono stati spenti per disposizione, per la prescrizione della prefettura, 3 Velox. Questo perché sono state riscontrate durante una ricognizione delle irregolarità, nel senso non delle irregolarità, ma il cartello che segnalava il Velox non era la distanza giusta, e quindi in via precauzionale e in attesa appunto che venga fatta chiarezza di nuove disposizioni, sia in un caso a San Martino di Lupari, in 2 casi a Galliera Veneta, i Velox sono stati spenti. Ma qui invece nel territorio della Federazione del Campo Sampierese, noi siamo con Walter Gallo, che è sindaco di Campo d'Arsego e attualmente presidente della federazione. Dopo un periodo di spegnimento dei Velox cominciato qualche mese fa, la federazione in giunta ha votato per dare un nuovo indirizzo alla polizia locale, ovvero la riaccensione di questi 16 Velox sparsi nel territorio. Non tutti sono d'accordo, poi lo spieghiamo meglio, ma sindaco, perché avete deciso di riaccendere questi 16 Velox? Ma perché nel frattempo, ripeto, io ho letto anch'io di questi 2 casi di San Martino di Lupari e di Galliera Veneta, però sono arrivati dei chiarimenti anche normativi, e naturalmente sulla scorta di una relazione fatta dal nostro comandante Paolocci abbiamo deciso di comune accordo di riaccenderli. Perché? Perché naturalmente, a prescindere che il sottoscritto era contrario già allo spegnimento, ma raccogliendo naturalmente le perplessità normative che il comandante aveva sottoposto, avevo io come gli altri sindaci accettato naturalmente questa sospensione provvisoria degli autovelox. Adesso, sulla scorta di questa relazione, ripeto, abbiamo ritenuto di riattivarli per una questione principale, che è naturalmente la sicurezza, e quello che è successo in questi purtroppo mese ultimo ci hanno fatto fare delle riflessioni che naturalmente anche la normativa, seppur ancora confusa, ci ha avallato, e abbiamo preso con grande senso di responsabilità, e vorrei dire anche in maniera un po' impopolare, questo atto di indirizzo da dare al comandante per la riattivazione a partire dai primi di settembre. Ecco, dal 1 di settembre sono dei Velox lungo la strada regionale 308, 2 lungo la Brentana e poi 1 in ognuno dei comuni della federazione, quindi altri 10. Lei ribadisce, come tanti altri sindaci, che la questione non è di far cassa, come a volte si dice, ma per la sicurezza dei cittadini. Che velocità sfrecciano lungo queste strade? Ma guardi, allora io ho delle indicazioni relative alla 308, sono velocità che fanno veramente venire i brividi, ma al di là di quello c'è proprio una questione che per le strade si corre troppo forte. Io ho sollecitazioni continue da parte dei miei cittadini che ormai le strade sono degli autodromi, quindi le devo dire che al di là di quello, fosse per me, tanto è vero che con una delibera votata all'unanimità nel mese di novembre, il Comune di Campo d'Arsego ha dato l'ok per l'installazione di un autovelox sulla 307, perché poi devono esserci dei determinati requisiti per poterli installare. Non tutte le strade li possono prevedere, però quelle che si possono, naturalmente noi partiamo da un presupposto: si corre troppo forte, bisogna andare più piano, e siccome tante volte purtroppo andare più piano non è contemplato, delle volte bisogna anche intervenire in maniera drastica. Grazie sindaco. Dicevamo che però i Velox non hanno trovato, la riaccensione dei Velox non hanno trovato l'unanimità tra i sindaci del Campo Sampierese. C'è il voto discordante, questo sta diventando un po' caso politico, della sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti, che per il momento dice: non riaccendo il Velox. Sentite perché, ce l'ho spiegato, e io vi lascio con la sua intervista. Il nostro voto in giunta di federazione è stato convintamente un voto contrario per sostanzialmente 2 ragioni. Una di tipo attuale, che riguarda il quadro normativo, è tutt'altro che risolto, è tutt'altro che definitivo, quindi chiedevamo alla giunta di federazione di avere un minimo di cautela e di attendere anche per il fatto che la sottoscritta ha una denuncia penale per atti compiuti dalla federazione con gli autoveloci, e quindi si voleva essere cauti, e naturalmente verso la quale ci si vuole anche costituire parte civile. La seconda ragione invece è molto più pratica e storica, e riguarda il fatto che Villa del Conte è l'unico comune di federazione ad avere attualmente ubicati ben 2 autovelox fissi.
Allora, questa era Antonella Argenti, ma c'è un'ultima ora, ce l'ha data poco fa il nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti. È stato arrestato l'accoltellatore del docente a Bassano del Grappa. Andiamo in diretta di nuovo da Mirko Cavallina. A te, Mirko. Eccoci direttore, ben ritrovati. Ci siamo spostati questa volta con Renzo Rigone nella zona della stazione, perché qui è stato fermato appunto il presunto aggressore del docente. Il fatto è avvenuto, l'aggressione, ieri mattina intorno alle 7:45 e, parafrasando Dante Alighieri, potremmo dire Galeotta fu la sigaretta, perché ieri l'aggressione per una sigaretta negata da parte del docente e poi la coltellata alle spalle, sulla spalla sinistra. Il docente è stato operato d'urgenza al San Bortolo e vi abbiamo detto già prima è fuori pericolo. E proprio una sigaretta sarebbe stata il gancio da parte di un tassista in servizio qui in stazione dei bus e stazione dei treni a Bassano, che avrebbe riconosciuto, secondo le informazioni poi diffuse dai carabinieri, avrebbe riconosciuto questo giovane intorno ai 30 anni, pare italiano, dal colore delle scarpe, riconoscibili scarpe di tinta rossa, e avrebbe tentato l'approccio proprio offrendogli una sigaretta, e grazie a questo gancio sarebbe poi scattato il blitz, prima riconoscimento e poi il blitz da parte dei carabinieri col supporto anche della polizia locale. Queste le ultimissime notizie, ovviamente ne raccoglieremo poi altre nel corso del pomeriggio della giornata per i telegiornali di questa sera, ma diciamo che in poco più di 24 ore, dalle 7:45 di questa mattina all'ora di pranzo di oggi, il caso è stato risolto. Il docente è fuori pericolo e a breve tornerà in servizio al Liceo Brocchi, un 63enne che insegna matematica. Il suo aggressore, da capire se ha davvero questo futile motivo all'origine dell'aggressione. L'aggressore è stato fermato questa mattina. Per il momento da Bassano è tutto, a te la linea. Grazie molte Mirko Cavallini, Alessandro Costacurta per la parte tecnica, e noi con i registi Tony Esposito e Alberto Pivetta andiamo in pubblicità. State qui. La politica e le regionali in Veneto. L'altro ieri la notizia della decisione di Luca Zaia di essere capolista con la Lega dopo tutta la vicenda della lista Zaia, che non era voluta e gradita dagli alleati, in particolare da Giorgia Meloni e da Antonio Tajani, ma nemmeno da Forza Italia, appunto Tajani e anche Flavio Tosi. Vediamo cosa ha detto ieri sera a riguardo il consigliere regionale della Lega Roberto Bet. La sua identità politica è chiara, ha partecipato a tutte le manifestazioni, adesso a settembre sarà a Pontida, quindi la sua, disponibilità a sostenere il partito e l'obiettivo di far crescere o mantenere comunque un governo della Lega forte in Veneto è pacifico. Che venga messo nella lista Lega e che l'ipotesi lista Zaia sia definitivamente tramontata, ecco, io questo non lo so, perché di solito si dovrebbe verificare le fonti. Adesso abbiamo un articolo di giornale che è uscito domenica, però oltre a questo io non ho visto direttivi o decisioni a livello nazionale o regionale in questo senso, quindi attendo di vedere le notizie in maniera dalle fonti ufficiali, anche perché a livello nazionale ricordo che purtroppo per quanto riguarda la regione del Veneto il candidato del centrodestra non è ancora stato individuato. Io spero che venga scelto nell'area leghista, però insomma questa definizione ancora non c'è. Per rispondere all'ipotesi cosa farà Zaia se verrà eletto consigliere, allora possiamo andare a vedere un po' la storia di Zaia. Zaia fa per 2 mandati il presidente della provincia, poi viene nominato vicepresidente della regione nel 2005 e nel 2006 si va al voto per le provinciali. Lui si candida come consigliere provinciale. Tra l'altro in quell'occasione, se mi permette racconto un po' di storia perché l'ho vissuta in prima persona, Zaia si candida nel collegio di San Vendemiano, Codonia, San Vendemiano e Godega nella lista Zaia. Cioè all'epoca candidato presidente era Leonardo Muraro e il centrodestra si presenta con la lista di Forza Italia, con la lista della Lega e con la lista Zaia, dove Zaia viene candidato in un collegio, erano collegi uninominali. Tra l'altro
mi sono trovato nello stesso collegio. Io ero candidato con la Lega e lui era candidato nella lista Zaia. Io all'epoca ovviamente è stato eletto il presidente, mi ricordo che l'avevo anche chiamato e gli ho detto: guarda Luca, faccio campagna elettorale per te, perché visto che il collegio insomma è tutto tuo, te lo lascio e ti porto fuori i volantini. Mi ha detto: no, tu fai la campagna elettorale, non preoccuparti, perché l'esperienza ci aveva insegnato che in quel collegio io e all'epoca Edward Mazzer nella Lega, io in Forza Marche, eravamo stati eletti nello stesso collegio, quindi c'era l'ipotesi di poter essere eletti tutti e due. Ieri sera a Focus il Partito Democratico, il centro-sinistra, va avanti con la campagna elettorale avendo già il candidato, l'avvocato Giovanni Manildo, e intanto ci saranno venerdì le candidature, saranno rese note tutte le candidature del centro-sinistra al Consiglio regionale. Riprende a pieno regime l'attività politica in quest'ultima settimana d'agosto, con la scadenza del voto per le regionali che si avvicina, senza che ancora si sappia data e candidato presidente, almeno per la coalizione di centrodestra, dove le tensioni interne continuano ad alimentarsi. A gettare benzina sul fuoco il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che, rimarcando i numeri del partito, ribadisce: siamo pronti ad amministrare la regione. Se le scelte dovessero rivelarsi diverse per ragioni di realpolitik, allora quello di Fratelli d'Italia non sarebbe altro che uno straordinario atto di generosità, conclude De Carlo. Non proprio una mano tesa agli alleati del Carroccio, che intanto hanno sciolto il nodo della posizione del governatore uscente. Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni. Attacca Andrea Martella, segretario veneto del PD. Sarebbe meglio che invece di dirci dove si candida Zaia ci dicessero quando si vota, e poi ogni partito farà le sue scelte. Noi le abbiamo fatte per tempo e loro le faranno nel chiuso delle stanze romane, perché si è vista anche questa notizia: non c'è una scelta che viene fatta in Veneto, ma c'è una scelta che viene fatta a Roma, in qualche palazzo, tra i leader dei vari partiti dello schieramento, sulla base di equilibri politici tra le varie forze e non sulla base dell'espressione territoriale. Se poi è questa l'autonomia, non avere la possibilità di decidere, far decidere a Roma sulla base di chissà quali criteri, mi pare che sia proprio la dimostrazione che all'autonomia non si crede, oltre a non essere stati capaci di realizzarla. Intanto il candidato della coalizione di centrosinistra, Giovanni Manildo, continua a girare il Veneto. Noi siamo pronti con una coalizione molto ampia che sostiene Manildo e anche con le candidature del Partito Democratico. Nei prossimi giorni, venerdì prossimo, in una riunione della direzione regionale, ufficializzeremo tutte le candidature che sono state proposte dalle varie realtà provinciali. Le molestie sui luoghi di lavoro, un impegno senza sosta, quello della consigliera di parità della provincia di Belluno. Andiamo da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi per la parte tecnica. Nella sede di Confcommercio a Belluno per parlare di parità di genere, alla mia destra la consigliera di parità della provincia di Belluno Flavia Monego, alla mia sinistra il presidente di Confcommercio Belluno Dolomiti Paolo Doglioni. Oggi è una giornata importante perché è stata ufficializzata la certificazione di parità di genere ad una delle società di Confcommercio Belluno, che è Ascom Servizi SRL, ed è un momento importante per fare un po' il punto sulla questione sempre molto delicata relativa alla parità di genere. Allora, prima di parlarne approfonditamente con la consigliera Monego, chiedo al presidente Doglioni di sapere intanto come ci siete arrivati e poi che cosa significa per voi avere raggiunto questo traguardo. La seconda, aver raggiunto il traguardo vuol dire aver fatto un passo avanti verso una parità di genere che è funzionale al nostro sistema ed è funzionale al sistema di qualsiasi azienda essa sia. La donna va rivalutata
in base al peso delle proprie competenze e delle proprie capacità. E quindi un grazie particolare ai miei uffici che hanno fatto questo iter per raggiungere poi questa certificazione. Ecco, una certificazione che parla anche per numeri, perché l'85% fatto 100, l'85% è rappresentato da donne, delle persone che lavorano in Ascom Servizi. È stato un iter particolarmente complesso, è stato un iter che ha comportato anche delle riflessioni, delle riparametrazioni, anche per esempio di alcuni stipendi, ma la cosa fondamentale è che all'interno di Ascom Servizi il 50% dei ruoli apicali è ricoperto da donne. Consigliera Monego, con lei e con la sua persona e il suo importante ruolo in provincia di Belluno sovente ci siamo fermati a parlare non solo di parità di genere ma anche di tutte le questioni inerenti il rapporto tra uomo e donna in ambito lavorativo, che è abbastanza complicato anche in provincia di Belluno. Moltissimi casi di molestie, di dissidi, di stalking nelle aziende, vero? Sì, diciamo che Belluno non si discosta molto comunque dalla regione o a livello nazionale, perché comunque i dati sono questi in linea. Allora, sentire oggi quello che è emerso da questa conferenza stampa dal direttore dell'Ascom e dal presidente mi conforta moltissimo, perché stiamo parlando comunque di molte tematiche e per raggiungere questa certificazione di parità di genere bisogna avere comunque determinati parametri. Allora io mi occupo quotidianamente del tema della conciliazione famiglia-lavoro, che attualmente è un tema molto ma molto diffuso. Mi arrivano spessissimo dei casi di conciliazione famiglia-lavoro e sono quelli più difficili da raggiungere, perché non ci sono delle leggi precise che dicono all'azienda che cosa deve fare, eccetera. Allora, grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi. Vediamo la crisi alla CAM di Chioggia. Qui parliamo di coltivazione di molluschi. Si è svolto un vertice urgente convocato dal sindaco Mauro Armelao. Sentiamo. Oggi tutte le menzioni che ci hanno raccontato sono venute fuori tutte. Adesso non sappiamo più cosa fare. A parlare uno dei dipendenti della CAM di Chioggia al termine del vertice urgente convocato in municipio dal sindaco per tentare di trovare delle soluzioni alla crisi dell'azienda. Insieme ai vertici, organizzazioni sindacali, il commissario giudiziale, l'autorità portuale e il centro per l'impiego. Loro hanno chiesto tranquillamente all'azienda che se è in difficoltà che vengano licenziati in modo da poter attivare le procedure per avere quantomeno la disoccupazione che possa portare qualcosa anche in famiglia. L'azienda infatti in crisi dal 2020 ha messo in ferie i 50 lavoratori di CAM e CAM Evolution. Un giorno per l'altro ci hanno detto da domani siete tutti in ferie. Cioè, per noi è stata una doccia fredda, però c'era chi aveva ancora ferie e chi non ne aveva. La risposta di loro è stata: non preoccupatevi, lo stipendio è garantito a tutti e dopo, quando ci sarà, ci metteremo a posto coi conti. Noi abbiamo accettato perché appunto dobbiamo portare lo stipendio a casa, però questo non è successo. Noi siamo 2 mesi adesso che non percepiamo lo stipendio. Incolpando l'autorità portuale. L'autorità portuale però, quello che volevo proprio evidenziare, ha chiarito davanti a tutti che il progetto del waterfront non va minimamente ad influire sulla situazione della CAM, perché ero stato appunto contattato da diversi lavoratori della CAM, i quali mi dicevano che a livello della proprietà si diceva che il comune aveva delle responsabilità sul fatto di questa proroga della concessione da parte dell'autorità portuale a causa di questo progetto del waterfront. Il progetto del waterfront esiste, ma è un master plan di riqualificazione futura del progetto, ovviamente del quartiere di Saloni, quindi
notizie che erano state riportate ai lavoratori ma che si sono rivelate false. In sintesi, l'azienda avrebbe incolpato amministrazione e progetto Waterfront della situazione, quando in realtà, dicono i sindacati uniti, così non è. Ora si attende il secondo tavolo che convocherà la Regione tramite l'assessore Mantovan per far fronte alla situazione. L'azienda oggi ci ha detto di aver affidato incarico a degli avvocati esperti di valutare la situazione, quindi su che cosa fare, sul fatto che la CAM possa andare avanti, CAM e CAM Evolution possa andare avanti o no. Attendiamo il tavolo regionale. Ripeto, quindi con l'assessore Mantovan, al tavolo regionale già un mese fa la Regione si era resa disponibile a cassa integrazione straordinaria, quindi a vedere molte cose per aiutare, per venire incontro proprio ai dipendenti. Andiamo a Venezia, dove dopo la gondola ribaltata in un Rio di Castello si torna a parlare dei comportamenti dei turisti durante i percorsi nei rii e nei canali, e le guide turistiche raccontano che per farsi un selfie c'è chi rischia di far cadere tutti in acqua. Filippo Fois. Mi è capitato più di qualche volta che questi ospiti, questi turisti, durante la navigazione, sono circa 30 minuti, si spostassero da una sedia all'altra, e quindi per davvero più di qualche volta abbiamo rischiato di cadere in acqua. Quanto sono pericolosi i movimenti degli incauti turisti che a bordo si muovono incuranti della stabilità delle gondole? La domanda e il dibattito sono puntualmente tornati d'attualità dopo il bagno fuori programma di un gruppo di turisti a Castello. Rio dello Smarino è piuttosto stretto e risulta difficile incolpare il motondoso. Difficile anche uno scontro con un'altra barca, come era accaduto ad inizio mese in Canal Grande, quando altri turisti erano finiti in acqua dopo l'impatto della loro gondola con un taxi in avaria. Per quello tornano alla mente i tanti episodi di visitatori poco disciplinati durante la navigazione, una circostanza che ci conferma chi tutti i giorni accompagna comitive in giro per Venezia e anche in gondola, le guide turistiche. In gondola può capitare che il gondoliere dice di non muoversi e che la gente si muova, si alzi, si giri, faccia foto e poi succede il patatrac. Quindi diciamo che anche se lo dice il gondoliere non è sufficiente a volte? Purtroppo no. Quello che diciamo noi o i gondolieri o chiunque altro spesso non è sufficiente. È mai capitato che ci fosse qualche battibecco? Sì, anche se appunto noi siamo così delle persone che cercano di essere dei mediatori tra il gondoliere e i clienti, perché i gondolieri spesso parlano in veneziano e magari hanno questo tono di voce abbastanza alto, e quindi qualcuno magari se la può prendere. Il turista ha continuato a fare quello che voleva? E purtroppo spesso sì, spesso i turisti continuano a fare quello che vogliono, ovvero fare delle foto o comunque tentare di spostarsi durante la navigazione. A proposito di movimenti durante la navigazione, a Rialto incontriamo casualmente Cristina, una turista messicana residente a Los Angeles, che vuole mostrarci un video che la ritrae impegnata in un ballo latinoamericano su una gondola. Io sono bailarina, io me puedo balancear. Sono ballerina e mi so bilanciare, ci assicura, e ho pura esperienza sulle barche. Poi Catarina ci tiene anche a precisare che in gondola era sola e col pieno benestare del gondoliere. Dice, sta muy bien. Questo ed altro succede a Venezia, servizio Filippo Fois. A proposito di turisti, andiamo a Padova, dove gli affitti brevi sono una realtà sempre più diffusa, locazioni per periodi anche brevissimi che rischiano di svuotare il centro dei residenti. Francesco Rattai. Tutte le cose che non hanno un regolamento chiaro e preciso sono cose che creano un problema, chiaramente. E questo anche sugli affitti brevi è successo quello che si aspettava che succedesse. Quando tu percorri un filone che sta dando soddisfazioni, perché l'affitto breve oggi è un bel business, però non dai nessun tipo di regolamento, non fai un programma, cioè la città si svuota da un punto di vista abitativo. Il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, chiede regole chiare per gli affitti brevi.
Un settore sempre più redditizio che rischia però di svuotare le città dei residenti per riempirle di turisti. Padova, da questo punto di vista, è lontana da Venezia, ma senza regole chiare il rischio di prendere quella china è possibile. La necessità è di concertare con tutti gli attori che agiscono sul territorio delle norme trasparenti. Ho visto la risposta del presidente degli affitti brevi, che anche lui dice sì, è bene sedersi attorno a un tavolo per cercare di regolamentare, di dare anche quel che manca oggi, questo tipo di situazione dove vai a creare dei vuoti dal punto di vista abitativo per chi deve venire a lavorare in città. Ricordiamo sempre che appunto avere gente sostanziale che lavora e che vive in città è quella che fa crescere la città e che dà anche un suo risultato dal punto di vista proprio di abitativo, insomma. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti, state con noi. A Sandrigo un grosso albero è caduto sul tetto di una casa e paura per un'intera famiglia. Grande spavento per una famiglia residente a Sandrigo in via Benedetto Croce per l'improvviso schianto di un grosso albero caduto sull'abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma è stato necessario grande impegno dei vigili del fuoco per rimuovere rami e tronco del grosso albero che si erano appoggiati sul tetto dell'edificio, precludendone l'utilizzo. 9 i pompieri accorsi lungo la provinciale Schiavonesca con numerosi mezzi. Sono state necessarie 4 ore per mettere in sicurezza l'area e verificare la sicurezza statica dell'immobile. Sul posto anche la polizia locale. Si sta concretizzando l'avvio dei lavori per la nuova torre della ricerca della città della Speranza. Il presidente dell'Istituto di ricerca pediatrica Franco Masello lancia un appello. Prima pietra quando? Io auspico entro il mese di settembre. Dipende tutto dalle concessioni che avremo dal Comune di Padova. La speranza è di partire con i lavori per la nuova torre già a settembre. Fa un appello al Comune di Padova Franco Masello, presidente onorario della Fondazione Città della Speranza. Svela intanto un render di come sarà la torre che affiancherà quella già esistente in Corso Stati Uniti a Padova. Una grande torre perché sarà meno alta ma molto più larga, ma saranno 9.000 metri quadrati di laboratori che andranno a ampliare la ricerca, perché questa torre ormai si pensava fosse grande e fosse sufficiente per decine d'anni, di fatto dopo 10 anni è già riempita, quindi vuol dire che anche in Italia si investe in ricerca. Masello parla della nuova torre a margine della presentazione del nuovo microscopio confocale che consentirà di analizzare un elevatissimo numero di campioni e di estrarre informazioni biologiche grazie anche all'intelligenza artificiale. È uno strumento avanzatissimo, ce ne sono solo 2 in Italia. Qual è la novità di questo strumento? Uno che si basa sull'intelligenza artificiale, quindi è capace di elaborare dati che già sono stati acquisiti. 2, arriva a livello di funzione cellulare, quindi per la diagnosi delle leucemie e dei linfomi sarà preziosissimo, perché ci permetterà di distinguere le varie forme e applicare i protocolli terapeutici più adeguati. In blu vediamo appunto i nuclei della cellula, quindi vedete questa è la cosiddetta scale bar, quindi l'unità di misura che vi fa capire che mediamente una struttura del genere è di circa 20 micrometri. Un microscopio potentissimo con ingrandimenti che arrivano all'atomo dal costo di circa 300.000 euro, finanziato in parte dai Lions, che permette ancora di più di personalizzare le cure oncologiche pediatriche. I costi non solo di acquisto ma anche di gestione di questo strumento sono elevati, di conseguenza ottimizzarne l'utilizzo e la condivisione è il principio fondamentale di questo nuovo strumento.
Vediamo un titolo della tribuna di Treviso, vedete, vaccini, bambini e adulti nell'ULSS 2 sono sempre meno protetti. Il tasso di adesione alle campagne di immunizzazione è in costante calo, difese basse contro pneumococco, meningococco e papillomavirus. Intanto un team di scienziati italiani e americani sta studiando Emma Matsenga, la velocista padovana di 92 anni che un anno fa ha ottenuto il record mondiale nei 200 metri. Pronti? Via! Dai Emma! Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. Per Emma Matsenga correre è naturale, lo diceva ai nostri microfoni il 16 gennaio del 2024, pochi giorni dopo aver battuto il record mondiale nella categoria Master Donne over 90, correndo i 200 metri in poco più di 54 secondi. Oggi a 92 anni la padovana Emma Matsenga continua a correre e ad allenarsi con un'energia e con dei tempi che sono diventati oggetti di studio di un team di ricercatori universitari americani e italiani. Lo scorso aprile Emma è stata all'Università di Pavia per alcuni test condotti dal team di Simone Porcelli, docente di fisiologia al Dipartimento di Medicina Molecolare, che ha iniziato la ricerca insieme a Marta Colosio della Marquette University di Milwaukee. Visti al microscopio, i muscoli di Emma Matsenga hanno rivelato dettagli sorprendenti. Le sue fibre muscolari assomigliano a quelle di una persona sana di 70 anni, ma il suo flusso sanguigno, ovvero l'ossigenazione dei muscoli, è pari a quello di una ventenne. Insomma, la genetica combinata ad un giusto stile di vita rendono Emma una giovane 92enne con tanta energia e ancora tanti traguardi da raggiungere correndo. Servizio di Valentina Visentin e adesso andiamo al Lido per l'inaugurazione della 82esima mostra del cinema che anche quest'anno seguirà il nostro Lorenzo Maier. Sentiamo. L'attrice americana di origini israeliane Gal Gadot non sarà all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, cointerprete in The Hand of Dante di Julia Snaben, che sarà presentato fuori concorso. L'attrice non sarà tra i divi che hanno confermato la loro presenza nei prossimi giorni sul red carpet del Lido. L'interprete e stella di Wonder Woman è così tornata al centro delle polemiche. Il gruppo di artisti Venice for Palestine ha chiesto che la Biennale ritirasse l'invito a lei e a Gerard Butler insieme a qualunque altro artista o celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio. Queste le motivazioni del gruppo. Sono ore dunque di vigilie e preparativi al Lido, ma il dramma di Gaza irrompe prepotentemente sul festival. Mercoledì sarà Francis Ford Coppola a tenere la laudatio di Werner Herzog alla consegna al regista tedesco del Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale. C'è la guerra, c'è la paura dell'atomica, ci sono i mostri, i dittatori, c'è un po' di tutto, insomma. Non che manchino i film spettacolari, i film di finzione, i film che invece aiutano a sognare un futuro migliore e a immaginare una realtà alternativa a quella dolorosa con cui abbiamo a che fare. La selezione non solo dei film in concorso ma anche di tutte le altre aree dell'arte cinematografica siano di assoluta avanguardia, grandissimi contenuti e anche una profondità dei temi. Un grande indotto per la città al festival, come ricordano gli albergatori, ma l'attesa è tutta per la conduttrice Emanuela Fanelli che martedì a mezzogiorno è prevista sulla darsena dell'Excelsior. Ho delle playlist un po' da matta, c'è Paolo Conte, ma Britney Spears, Mina, Achille Lauro, tutti. In questo momento la canzone di Giorgia di Sanremo, la sento spesso. Mandiamo un bacio a Giorgia. Questo è un cornino che mi ha regalato mia nipote Rosa, porta fortuna. C'è ancora abbastanza posto, abbiamo un'occupazione in questo momento del 75%, ma ormai siamo abituati che le prenotazioni arrivano all'ultimo, quindi molte persone arriveranno e contiamo che davvero ci sia un tutto esaurito e poi ragioneremo per l'anno prossimo. Ci sarà tensione sabato perché è stato annunciato un corteo dei Venice for Palestine, quindi contro Israele, che raggiungerà da Santa Maria Elisabetta così a piedi, i manifestanti andranno a piedi fino
al Palazzo del Cinema, forse vorranno andare anche sul tappeto rosso, vedremo. Vedremo come andrà a finire. Gli ospiti di questa sera a Focus: Alessandro Berton, Anna Maria Pigon, Fabio Bui, Romina Ceccato, Giovanni Battista Mestrinera, Alberto Montagnier, Antonino Pipitone, Matteo Pressi e Gianluca Zanotti. Non perdetevi l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata.